Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Avviso di chiusura indagini per il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. La notifica da parte della Procura di Palermo nell'inchiesta per corruzione e peculato all'Assemblea regionale siciliana. 2 bambini morti e una persona dispersa. È il bilancio dell'ennesimo naufragio nel canale di Sicilia di un gruppo di migranti documentati in diretta dalla ONG Sea-Watch che denuncia potevano essere salvati. Maria non era sola in casa, mi è morta tra le braccia. Il racconto della madre della piccola morta a Palermo sabato scorso attraverso le parole del legale della donna. Emergenza senza fine, la conta dei danni il giorno dopo il grosso incendio che ha devastato ettari di vegetazione a ridosso dell'asse dei servizi e della tangenziale di Catania. Dalla Sicilia a Roma per il Giubileo dei Giovani, oltre 2000 dall'isola in viaggio per arrivare nella capitale e incontrare Papa Leone. Calcio, Catania in attesa di ufficializzare Martic e Corbari, Pieraccini, so come si vince, l'ho fatto 2 anni fa a Cesena con Toscano. Calciomercato, a Siracusa arriva a Guadagni, il Trapani in cerca di un difensore e di un attaccante. E come avete sentito dai titoli, notificato al presidente Lars Galvagno l'avviso di chiusura indagini da parte della Procura di Palermo. L'esponente di Fratelli d'Italia è sotto inchiesta per corruzione impropria e peculato d'uso. Adelaide Barbagallo. Inchiesta chiusa, adesso l'avviso c'è. La Procura di Palermo ha notificato l'avviso di chiusura dell'indagine, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio al presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, sotto inchiesta per corruzione impropria e peculato d'uso. Da una parte un giro di finanziamenti a un cerchio magico di amici, dall'altro l'uso spregiudicato della vettura di servizio per accompagnare in giro per la Sicilia amiche e familiari. Queste le accuse. Le indagini della Guardia di Finanza, iniziate nel 2023 dopo lo scandalo della mostra milionaria della regione siciliana al Festival di Cannes, raccontano di diversi contributi pubblici. Poco dopo i più stretti collaboratori di Galvagno avrebbero ricevuto incarichi e consulenze. Molte decisioni sarebbero passate dalle mani di Sabrina De Capitani, che di Galvagno è stata la portavoce fino al giorno in cui, una volta emersi i dettagli delle indagini, si è dimessa. Avrò modo di approfondire con i miei legali quando entreremo in possesso dell'intero fascicolo, dice Galvagno. Registro con soddisfazione che sono state escluse tutte le presunte indebite utilità che avrei percepito a titolo personale. 2 bambini morti annegati e una persona dispersa. Il naufragio di un gruppo di migranti documentato in diretta dalla ONG Sea-Watch che denuncia potevano essere salvati. Lorena Dolci. È lunedì quando Seabird, l'aereo della Sea-Watch, una delle ONG che perlustrano il canale di Sicilia, avvista questa imbarcazione alla deriva. A bordo 90 migranti, sono in mare da 3 giorni. 2 persone sono già in acqua, sembrano solo puntini, la disperazione è troppo lontana. L'ONG allerta immediatamente le autorità chiedendo aiuto. Frontex, l'Agenzia Europea per le Frontiere, riferisce Sea-Watch, arriva 6 ore dopo, vede il natante e se ne va. Passano le ore, è martedì. La barchetta ha un guscio in metallo che affonda rapidamente. Un mercantile cerca di soccorrerli. Durante le operazioni di salvataggio la barchetta si rovescia. È la cronaca di una tragedia. Tutte le persone finiscono in mare, 2 bambini non ce la fanno, scompaiono 3 flutti, una persona è ancora dispersa. E siamo all'oggi. Quei migranti con l'orrore negli occhi sono ancora sul mercantile, in balia del loro destino. Le motovedette della Guardia Costiera potrebbero essere lì in poche ore, ma non ricevono l'ordine di farlo. Anche la nostra nave Aurora avrebbe potuto intervenire, ma si trova incatenata in porto per via di leggi ingiuste che fanno di tutto per ostacolare la presenza del soccorso civile nel Mediterraneo. È un sistema che sta facendo ciò per cui è stato progettato, conclude la ONG, lasciare che le persone anneghino ai confini dell'Europa, silenziosamente e sistematicamente. Mi è morta tra le braccia. La madre della piccola Maria racconta alla polizia cosa è successo sabato scorso nell'abitazione di via Tiro Assegni a Palermo. A Telecodoro l'avvocato della donna ripercorre quei tragici momenti. La bambina in casa non era sola, dice il legale. Marco Gullà.
Si sarebbe allontanata per qualche istante dalla stanza in cui c'era la bambina. Maria in casa non era sola. Lo dice in lacrime la mamma della piccola, morta a Palermo sabato scorso. Lo dichiara tramite anche il suo legale. Doveva andare in bagno e avrebbe chiesto ad un altro figlio di controllarla. Poi la crisi epilettica, le manovre per salvare Maria, tetraplegica a letto, infine la morte. L'avvocato della famiglia ripercorre quegli attimi terribili. Al suo ritorno alla stanza vede la bambina in piena crisi epilettica e ahimè non era la prima. Ha cercato di tenere la figlia a fare le manovre che ormai ha imparato nel corso degli anni gestendo questa malattia e ad un tratto purtroppo ha sentito esalare l'ultimo respiro alla piccola Maria che si è accasciata. I familiari sono certi che l'autopsia di domani chiarirà tutti i dubbi, a cominciare dall'odore di benzina rilevato sui vestiti dell'11enne. Ma Maria ha ingerito benzina? C'è una bottiglia di benzina in casa, naturalmente sotto gli occhi della signora evidentemente no, non abbiamo elementi che ci spingono fino a questo istante a poter ipotizzare qualcosa del genere. Hanno un motore, quindi non avendo un box sono costretti a... Stabilire il momento esatto e le cause della morte sarà determinante per comprendere cosa sia realmente accaduto. Emergenza incendi, ieri giornata infernale a Catania con pesanti ripercussioni sulla viabilità e sull'aeroporto chiuso per 2 ore. Si contano i danni e non mancano le polemiche sul fronte della prevenzione. Tonino De Mana. Un paesaggio spettrale e focolai sparsi a ridosso dell'asse dei servizi e della tangenziale di Catania, che ieri ha vissuto una giornata infernale nel vero senso della parola. Fuochi e fiamme hanno incenerito ettari ed ettari di terreno, con incendi devastanti che hanno lambito i principali assi viari, aeroporto compreso. Stop ai voli in partenza ed in arrivo per oltre 2 ore, con pesanti ripercussioni, ancora una volta, per i viaggiatori. Sterpaglie a fuoco a Montepo, Nesima, San Giorgio, Librino, Vaccarizzo, San Francesco l'Arena, Ponte Primosole ed asse dei servizi, dove si è temuto il peggio anche per la presenza di alcuni distributori di benzina. L'area di servizio che vedete è chiusa anche questa mattina. L'incendio ha danneggiato una cabina elettrica e sfiorato persino i serbatoi. Nella stessa zona le fiamme hanno circondato il cimitero inglese. Responsabili la mano dell'uomo, la mancanza di prevenzione e il forte vento che ha alimentato i roghi, creando fenomeni di spotting a causa di brandelli di combustibili infuocati trasportati lontano. Prevenzione questa sconosciuta, come denuncia Carmelo Barbagallo. Già avevamo detto quello che poteva accadere in questa stagione estiva, è accaduto e ancora una volta ripetiamo: la prevenzione è assente in zone sensibili come quelle dell'aeroporto, Oasi del Simeto, sul Calatino. C'è stato l'impensabile. L'infernale giornata di ieri ha richiesto quindi un intervento straordinario dei vigili del fuoco. E noi vigili del fuoco stiamo facendo raddoppio di turni con turni massacranti, ma stiamo sempre sul pezzo. Ancora una volta ribadiamo alla politica, alla nostra amministrazione, che il vigile del fuoco vale di più. Vogliamo più tutela, vogliamo più uomini e soprattutto mezzi efficienti ed efficaci per fronteggiare tutte queste emergenze. In tilt anche la rete elettrica, oltre al sistema nervoso di migliaia di automobilisti intrappolati sull'asse dei servizi e sulla tangenziale di Catania. E come sentivate nel servizio, anche la rete elettrica ha i suoi problemi. Il grande caldo e i paralleli distacchi di energia elettrica nell'isola sono un binomio purtroppo ricorrente. Cisal chiede un piano di interventi nell'isola, mentre c'è chi nel catanese, come il sindaco di Adrano, ha alzato la voce e ha ottenuto risposte. Roberta Lunghi. Ondate di calore con temperature da record e blackout elettrici, binomio esplosivo per il quale i disservizi diventano sofferenza estrema per i cittadini dell'isola. Scolpita nella mente dei catanesi la situazione drammatica della città nel 2023, quando afa, roghi, distacchi Enel e carenza acqua determinarono un circolo di problemi difficili da arginare. Anche in questa estate i campanelli d'allarme hanno cominciato a suonare. Già dal primo weekend di luglio la provincia di Palermo è stata oggetto di blackout diffusi, così come quella di Catania e la città di Catania nel centro storico. Le cose non sono andate meglio nel messinese, con ripetuti e continui distacchi e rialimentazioni. Tutto ciò avviene perché le reti non sono adeguate agli standard moderni, non sono nella condizione di erogare servizi puntuali ed efficienti, tant'è che l'ARERA, l'autorità per l'energia elettrica,
in Italia combina delle multe salate all'azienda Enel. Ad Adrano, nel catanese, il sindaco Mancuso ha alzato i toni, però preoccupato per i continui distacchi nel comune e con agosto dietro l'angolo. Spero che non bisogna avere la voce grossa per ottenere quello che è normale per tutti i cittadini. Ottenere attenzione dunque si può, ma non basta. Per Cisal la richiesta è chiara. Che ci sia un piano di investimenti reale, puntuale e non sempre i soliti annunci che vedono sempre puntualmente la stessa scadente qualità del servizio. Da una emergenza all'altra, quella idrica a Caltanissetta, negli ultimi 2 anni e mezzo sono state registrate circa 80 interruzioni del servizio. Il Consiglio Comunale Unito ora ha presentato un esposto alla Procura. Rita Cinardi. Rubinetti a secco addirittura fino a 15 giorni. A Caltanissetta la misura è colma e i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione si sono finalmente uniti su un tema ormai non più rinviabile per i cittadini nisseni: a rendere compatto il civico consesso l'emergenza idrica che da anni, ma in maniera sempre più drammatica a partire dall'anno scorso, sta interessando tutta la provincia nissena e in special modo il capoluogo, dove l'acqua in certi casi non è arrivata anche per 2 settimane. Se l'anno scorso l'assenza di fornitura idrica era stata causata principalmente dalla scarsità di piogge, quest'anno, quando gli invasi sono finalmente pieni, hanno cominciato a susseguirsi guasti e riparazioni, anche nell'ultima settimana, quando le temperature hanno toccato i 43 gradi. Ieri dunque l'intero Consiglio Comunale ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza dove si chiede a Siciliacque di fare finalmente chiarezza. Noi come consiglieri comunali e come cittadini di Caltanissetta abbiamo chiesto appunto alla Procura della Repubblica di far luce su questi eventi. Caltacqua negli ultimi giorni ha rimodulato il calendario della distribuzione, che soltanto per alcune zone continuerà ad essere quotidiana, mentre per altri quartieri è previsto l'arrivo dell'acqua ogni 2 giorni, sempre nella speranza che non si registrino nuovi guasti. A Menfi, nell'Agrigentino, 9 arresti dopo l'accoltellamento dello scorso 13 luglio ai danni di un egiziano. Sono tutti giovani dai 18 ai 21 anni, sequestrati armi improprie e una pistola senza tappo rosso. La rissa sarebbe nata per uno sguardo di troppo in uno dei locali della località balneare. Davide Sardo. Un'aggressione brutale in piena notte su una spiaggia affollata di giovani a Menfi, in località Portopalo, nell'Agrigentino. Un ragazzo egiziano è stato circondato, insultato, pestato e accoltellato da un gruppo di coetanei. Una spedizione punitiva scattata, secondo gli inquirenti, per uno sguardo di troppo. Era la notte del 13 luglio. La vittima, colpita con bottiglie rotte e lame, è finita in ospedale in gravi condizioni. Prima a Sciacca, poi trasferita al San Giovanni di Dio di Agrigento. Ora le sue condizioni sono in miglioramento. Oggi la svolta. I carabinieri hanno eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari, tutti giovani tra i 18 e i 21 anni, 8 residenti a Santa Margherita Belice, 1 a Montevago. Le accuse: porto abusivo di armi e rissa aggravata. Durante le perquisizioni i militari hanno sequestrato tirapugni, un coltello a serramanico, un bastone sfollagente e persino una pistola a giocattolo senza tappo rosso, elementi che aggravano un quadro già pesante. A guidare le indagini è la Procura di Sciacca, che non esclude ulteriori sviluppi. L'inchiesta punta ora a identificare tutti i partecipanti a quella notte di violenza inaudita. Ad Acireale pretendeva di percorrere con lo scooter una strada chiusa al traffico, minacciando con un fucile gli operai del cantiere. Eccolo il fucile. La polizia ha arrestato un 49enne acese pregiudicato. Gli operai hanno raccontato che per evitare scandescenze hanno deciso di far passare l'uomo, ma questi si sarebbe rivolto a un lavoratore accusandolo di averlo colpito con una pietra al momento del suo passaggio. Arrestata la marcia dello scooter, l'uomo avrebbe estratto un fucile introducendo una cartuccia all'interno, puntando all'altezza della pancia dell'operaio per poi schiaffeggiarlo e insultarlo ripetutamente. E adesso ci spostiamo a Palermo, dove c'è stata una protesta davanti al carcere Ucciardone per il diritto di vivere. I 3 garanti territoriali siciliani di Palermo, Messina e Siracusa hanno aderito alla manifestazione nazionale. Situazione drammatica in alcuni istituti siciliani. Marco Gullà.
Suicidi che aumentano, il caldo che avvolge le celle, topi e blatte nei corridoi. È la situazione di molte carceri siciliane da girone dantesco. Questa mattina, davanti al carcere Ucciardone, i 3 garanti territoriali siciliani di Palermo, Messina e Siracusa hanno aderito alla manifestazione Il diritto di vivere e poi il sovraffollamento con 8-10 detenuti in celle di pochi metri quadri, come a Pagliarelli o Ucciardone. La nona sezione io la definisco esplosiva. Dicevo prima, se c'è qualche ventilatore, grazie al regalo che è stato fatto da parte dei cittadini palermitani. Ci sono le pareti scrostate, i servizi igienici che sono veramente vecchi, saturi, c'è una doccia per ogni piano. E la situazione è più che delicata anche a Siracusa. All'interno del carcere in questo momento c'è un'infestazione da parte di cimici. 47 suicidi tra i detenuti e 3 tra gli agenti penitenziari dall'inizio dell'anno, numeri desolanti. Un malessere che bisogna in qualche modo curare, non con false promesse, non con ideologie, ma con atti pratici, concreti, non con la presupposizione che forse costruendo altri istituti si possa allentare questa pressione di sovraffollamento. È impossibile. In Italia minimo ci vogliono 10 anni soltanto per arrivare a avere tutti i permessi e progetti approvati e poi puoi costruire. Nel frattempo che cosa si fa? Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare dei preparativi al Giubileo dei Giovani, delle partenze insomma dei siciliani verso Roma e anche del Siramuse, un museo multimediale a Siracusa. A Roma per il Giubileo dei Giovani dalla Sicilia saranno oltre 2000 i ragazzi in partenza, una mobilitazione che è mondiale. Venerdì la messa per i giovani pellegrini siciliani sarà celebrata dal vescovo Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. Adelaide Barbagallo. Dalla Sicilia a Roma per incontrare Papa Leone e partecipare al Giubileo dei Giovani. Dall'isola oltre 2000 i ragazzi in viaggio. Abbiate il coraggio di testimoniare Gesù, il pellegrinaggio è un'opportunità per esporsi e aprirsi maggiormente all'ascolto di Dio. Con queste parole il vescovo della diocesi di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, ha affidato il mandato ai ragazzi e alla sua diocesi che si recheranno nella capitale venerdì. Sarà lo stesso presule, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, a presiedere la celebrazione eucaristica per tutti i giovani pellegrini siciliani giunti a Roma. È il cuore che deve aprirsi e deve lasciarsi segnare da Gesù, non certo da noi uomini, dalla Chiesa, Papa, Vescovi o altro, no, è da Gesù e dallo Spirito Santo che i ragazzi, ma anche noi, vogliamo farci segnare in questo bel pellegrinaggio. Quindi andiamo, partiamo insieme. Accompagnati dai loro responsabili, giovani delle diverse realtà ecclesiali, gruppi parrocchiali, oratori, associazioni, movimenti e comunità. Dall'Istituto Penale per i minorenni di Acireale sarà presente Alex, a testimonianza di un cammino di speranza e riscatto. Non lasciate che questo momento vada sprecato. Dio è amore e amore non è solo una parola, un sentimento, ha detto prima della partenza ai giovani Raspanti. A Roma si raduneranno oltre 500.000 giovani pellegrini provenienti da tutto il mondo. Dalla scienza alla fede in un viaggio che unisce passato e presente alla scoperta della storia di Siracusa nel nuovo museo multimediale Siramuse a Ortigia. Francesco Aloi. Quando la tecnologia tende una mano alla storia, eccolo Siramuse, il nuovo museo multimediale a 2 passi dal Duomo di Siracusa. Abbiamo recuperato un luogo meraviglioso come Montevergini che ospita questo museo di narrazione, un museo di nuova tecnologia che attraverso 8 personaggi racconta 2500 anni di storia. Da Archimede, che con le sue invenzioni ha difeso Siracusa, ad Enzo Maiorca, innamorato del mare, lo stesso che lo ha fatto diventare campione d'apnea. Poi ci sono Federico II, che ha lasciato in eredità il Castello Maniace, Paolo Orsi, con i suoi scavi archeologici, ed Eschilo e Platone, per un dialogo tra teatro e filosofia. Chi viene qui quindi può viaggiare anche con l'immaginazione, un luogo aperto a tutti. Abbiamo concepito questo museo per tutti i pubblici, dai bambini ai più grandi, ma anche abbiamo abbattuto completamente tutte le barriere architettoniche, stiamo abbattendo tutte le barriere sensoriali.
e non potevano mancare lei, Lucia, e il Caravaggio che ne ha raffigurato il seppellimento, perché Siracusa è la città di Santa Lucia e queste immagini dicono più di ogni altra parola. Assolutamente da visitare, adesso c'è la pubblicità, poi torniamo con il calcio. Parliamo di calcio. Catania, in attesa della prossima ufficializzazione di Martic e Corbari, parla Pieraccini. So come si vince, l'ho fatto 2 anni fa a Cesena con Toscano, quando ha chiamato, non ho esitato, Marco Carli. Il Catania, mattone dopo mattone, prende sempre più forma. Toscano fa sudare i suoi in un numero ridotto rispetto al ritiro dello scorso anno e con l'arrivo di rinforzi importanti. Sono già a Norcia e manca solo l'annuncio ufficiale per Martic, ex Lecco, svincolato, duttile giocatore che può agire come mediano e come centrale di difesa, e Corbari, 5 gol in 39 presenze con la Virtus Entella promossa in Serie B. Insomma è un Catania che inserisce in organico giocatori che sanno vincere il campionato. Lo fa con gli interpreti esperti, ma anche con i giovani come Pieraccini, che ha trionfato con il Cesena di Toscano 2 anni fa. La mia esperienza più significativa e importante, diciamo che è la vittoria del campionato 2 anni fa col Cesena, con Toscano come allenatore. Intanto l'allenatore incomincia a strutturare la squadra, mentre dopo Teio in partenza ci sono anche Montalto e Peralta. Arriverà un altro centrocampista e forse un altro attaccante, ma ci sono certezze importanti in attesa di vedere Martic e Corbari. Dini in porta, Ierardi, appunto Pieraccini, Celli con Di Gennaro in difesa, i 2 esterni Donnarumma e Casasola, Cicerelli insieme a uno fra Stoppa e Jimenez dietro forte, in attesa anche di Lolfini che ha girato a parte nelle ultime sedute. Il test congiunto di oggi con l'Ascoli dirà qualcosa in più. Pieraccini intanto spiega la sua scelta rossazzurra estiva. Il modo di lavorare del mister, che ha le sue idee chiare, che poi riporta sul campo. Alla sua chiamata per venire qua non ho esitato, ecco. Andiamo a vedere invece quali sono le situazioni che stanno vivendo Trapani e Siracusa con Francesco Triolo. Trapani e Siracusa vivono 2 situazioni diametralmente opposte. A Siracusa la società è concentrata in questo momento sulla costruzione della rosa che dovrà affrontare la prossima Serie C. Gli azzurri infatti stanno effettuando una vera e propria rivoluzione. Oggi arriverà in città un nuovo acquisto, l'attaccante Giuseppe Guadagni, 23 anni, lo scorso anno al Sorrento. Nel frattempo gli uomini a disposizione sinora di Marco Turati stanno lavorando in sede. Oggi per esempio programmate le visite mediche. Solo una volta raggiunto un buon numero di giocatori il gruppo si trasferirà a Canicattini per una sorta ormai di mini ritiro. A Trapani la squadra è sicuramente più completa e difficilmente si potrà assistere a colpi in entrata se prima non verranno piazzati i giocatori che sono considerati degli esuberi. Dopo i 3 ceduti 2 giorni fa sono almeno altri 3 o 4 in questo momento. Uno di questi potrebbe essere esterno Daniele Liotti. Poi si opererà in entrate. Granata cercano sicuramente un difensore e un attaccante, ma potrebbe arrivare anche negli ultimi giorni di mercato sfruttando magari qualche occasione da categoria superiore. Intanto la squadra lavora ancora a Troina sotto la direzione del tecnico Totò Aroni, che continuerà a farlo sino a domani. Poi rientra a Trapani, un paio di giorni di riposo e la ripresa degli allenamenti dal 4 agosto a Valderice. Parliamo anche di calcio 5 perché la Meta Catania, campione d'Italia, ha ingaggiato lo slovacco Tomasz Drakowski, uno dei giocatori più forti e completi del futsal mondiale, capocannoniere dell'ultima Liga spagnola e punto di riferimento della nazionale slovacca, dove ha collezionato più di 90 presenze e oltre 50 reti. Ha giocato anche in Ungheria e in Repubblica Ceca, mostrando sempre qualità da leader e da goleador. E torna anche l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 o inviate una email a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo alle 14.30 su Telecolor. Invece per quanto riguarda questa edizione del telegiornale è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.